Il 20 marzo sarà il World Social Work Day, la giornata mondiale dei lavoratori del terzo settore. In Veneto sarà celebrato con un convegno a Padova in cui si parlerà anche dell'aumento di iscritti all'ordine degli assistenti sociali. In 5 anni si è registrato un più 16%. Al 31/12 3.003 e 300 erotti e praticamente dal 2018 ci sono state un 16% di assunzioni in più negli ambiti territoriali, cioè nei comuni. Altrettante assunzioni dovrebbero esserci anche nelle ASL e nella sanità perché è strettamente connesso il lavoro integrato anche con le problematiche e le fragilità che spesso hanno bisogno anche dei servizi sociosanitari. Gli ambiti in cui il sociale si declina sono vari. Dalle situazioni di emergenza sociale all'inclusione lavorativa appunto dei disabili, tutto quello che sin d'ora, anche a causa di una presenza insufficiente non solo degli operatori sociali in genere ma degli assistenti sociali, non è stato possibile. Quindi è una sfida molto interessante che deve vedere sia preparati gli assistenti sociali come professionisti capaci di lavorare con una visione di promozione del benessere e sia anche in collaborazione con tutta la rete del territorio, del terzo settore molto importante e delle istituzioni. Molte appunto le declinazioni del lavoro nel sociale, come l'esperienza di Daddy Home, una struttura ricettiva in centro a Padova che permette l'inserimento di ragazzi con sindrome di Down per prepararli al mondo del lavoro. Permette a persone con disabilità che escono dalla scuola media superiore di poter avere un'esperienza cuscinetto che li prepari, li formi e faccia con loro conoscere quello che può essere il mondo del lavoro. Un'esperienza coinvolgente per i ragazzi impegnati. Ma sono contenti secondo te i clienti qua fanno? Sì, Qua? Sì, molto vero? contenti. Mi fanno tante domande anche. Sì. E a voi vi piace rispondere? Sì.